Muovere la classifica diventa un obbligo in un campionato bello ed equilibrato come la Serie A. Il Vitulano Dragstore Manfredonia lo sa bene e ha capito che oggi contro la L84 Torino bisogna tornare a far punti. Dal Pala Scaloria di Manfredonia un buon pomeriggio da Gianluca Valente, pronto a raccontarmi il match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A tra Vitulano Dragstore Manfredonia e L84 Torino. Situazioni diverse come umori nelle due realtà che oggi si vanno a scontrare. Da una parte c'è un Manfredonia reduce da 2 KO consecutivi, dall'altra i piemontesi che invece hanno ottenuto una scintillante vittoria contro la Roma, mettendo da parte un periodo non proprio bellissimo. Andiamo a leggere le formazioni a disposizione dei due tecnici. Vitulano Dragstore Manfredonia che si presenta con Caio Heinz con la maglia numero 12, con il 3 Ronaldo, 4 Lucio, 10 Barbieri, 14 Gelve, 16 Andre Ferrera, 17 Nenna, 20 Belloni, 21 Pezzin, 22 Musumeci, 7 Murgo, 23 Dovara. In panchina David Ceppi, risponde la L84 Torino guidata da Alfredo Paniccia, con Fabio Tondi, maglia numero 22, con il 5 Rescia, 6 Tuli, 7 Fortini, 8 Sicheira, 10 Giosico, 13 Braga, 19 Pasculli, 21 Schiocchet, 70 Vinicius Rocia, 80 Raguso e 29 De Rienzo. Dirigono il match Ugo Ciccarelli della sezione di Napoli e Angelo Bottini della sezione di Roma 1, mentre il crono è Antonio Dan Campanella della sezione di Venosa. Tutto pronto per cominciare, diamo uno sguardo a quelli che sono i quintetti iniziali di questo Manfredonia L84. Allora c'è Dovara tra i pari con il 23, con il 10 Barbieri, con il 7 Murgo, con il 16 Andre Ferreira e con la maglia numero 4 lo spagnolo Lucio. Capiamo invece sul fronte opposto qual è la situazione. Allora ci dovrebbe essere tra i pali con il 19 Pasculli, se ho visto bene. Poi con il numero 5 c'è Maxi Rescia. Con la maglia numero 10 c'è il capitano Giosico. Poi con il 21 c'è Murilo Schiocchet. E con l'ultimo riferimento che ci manca, adesso tra un po' andremo anche a scorgerlo, con la maglia numero 8 c'è Sicheira. Allora, qualche inconveniente dovuto alla posizione della lunga panchina della L84, qualche minuto di ritardo, anche se in realtà sono in questo momento le 16, partita anticipata di un'ora rispetto al solito per quel che riguarda le gare interne dei Sipontini, gara iniziata proprio in questo momento. Correzione, c'è Lucas Braga con il 13 per la L84 e quindi non Sicheira. Squadre che dicevamo vengono da situazioni diverse. Subito rischio con Rescia che per 2 volte stava per intercettare il pallone, allontanato in qualche modo da Dovara. Primo cambio dopo praticamente 25 secondi. Fuori Lucio, dentro Gelve. Murgo prova il tentativo volante, palla alta, credo una situazione che non dovrebbe creare grossi patemi sulla panchina pugliese, con Gelve che si riscaldava già poco prima della gara, mentre c'è il tentativo di Maxi Rescia che trova la deviazione di Dovara. Partita col piglio giusto la compagine nero-verde. Braga scambia con Giosico, Schiocchet. Ancora bella palla, si gira benissimo. Lucas Braga ci abbatte il pallone che termina a fondo campo. Manfredonia 12esimo in classifica con 8 punti, 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Squadra che diciamo
reduce dai 2 KO contro Petrarca qui a Palascaloria, 8-4 per i veneti, e poi il 4-3 rimediato in casa della Ital Service Pesaro. Ancora si gira e sblocca il risultato. Lucas Braga, arriva il gol della L84 Torino, 1-0 a Manfredonia. Passato 1 minuto e 20 dall'inizio della gara. Ha giustificato quanto fatto in questo avvio di partita. Ancora Giosico prova ad aprire verso il marcatore unico per il momento di questa gara, vale a dire Lucas Braga. Ancora cerca di gestire il pallone il 13 piemontese, arriva addosso a lui Gelve che guadagna anche una rimessa laterale. Dentro Musumeci, fuori Murgò. Gelve prova a gestire il pallone da banda sinistra, c'è la pressione di Maxi Rescia che intercetta momentaneamente la sfera, depositandola poi in fallo laterale. Ancora Darius Gelve, deve reagire subito il Manfredonia perché, dicevamo, viene da un periodo non positivo e partire subito con l'handicap di un gol sotto non fa sicuramente bene al morale di una squadra che oggi deve fare nuovamente a meno di Mauro Canal. Non ancora al meglio della condizione. E sul fronte opposto fuori Coco Wellington per squalifica e fuori per scelta tecnica Pedro Mendes e Cuzzolino, a dimostrazione di quanto questa squadra abbia una rosa ampia e di assoluto valore. André Ferreira, la battuta dalla rimessa, palla indietro, Barbieri, ottimo il tentativo dalla distanza, altrettanto la risposta di Pasculli. Pasculli che oggi ha preso il posto di Fabio Tondi. Ancora il tentativo da parte di André Ferreira, palla che termina direttamente a fondo campo, tocca la base esterna della porta avversaria e allora si riparte da Capitan Giosico. Serie di finte su Barbieri che lo tiene lì a bada, o almeno ci prova. Nuova lotta tra i due numeri 10 di questa gara, il capitano scarica per Schiocchet. Bello l'appoggio in avanti verso Giosico da parte del neo entrato Rocia, che va subito a mettere in difficoltà Lucio. E l'84 che diciamo reduce dalla vittoria per 5-2 sulla Roma, fuori casa ha vinto a Pesaro 5-4, poi ha pareggiato in casa del Vinum Italy Petrarca 3-3 e perso a Pomezia 7-4. La squadra che occupa la sesta posizione in classifica, ovviamente posizioni alla vigilia di questa giornata che ha già visto 3 finali giocati ieri. 13 punti per la squadra di mister Paniccia. Rescia, pressione di André Ferreira, efficace perché Lucio quantomeno allontana il pericolo, anche se riparte nuovamente il tentativo da parte di Fortini. C'è la deviazione di Dovara. Ritmi altissimi quelli della L84. Cerca di adeguarsi il Vitulano Drugstore, ma non è sicuramente facile. Fortini arriva in appoggio Tuli, ma la palla arriva in questo momento dopo lo scarico di Rocia. Pasculli con i piedi a cercare e trovare Rocia. Scarico sulla banda opposta con Giuliano Fortini, tornato ai suoi ritmi
dopo il brutto infortunio, è tornato anche il giro della nazionale. Non riesce a tenere in campo il pallone Fortini, guadagna una rimessa laterale nella tre quarti campo avversaria, il Vitulano Dragstore Manfredonia. Tentativo di André Ferreira a cercare sul secondo palo Barbieri, pallone troppo alto per provare quantomeno una deviazione disperata da parte del 10 in maglia bianco-celeste. Lucio anticipa Rocha, arriva Tuli su André Ferreira, lo travolge letteralmente. Arriva il calcio di punizione ai danni della L84. Primo fallo commesso in questa partita, fuori Barbieri, dentro Riccardo Pezzin con la maglia numero 21. Sta per fare il suo ingresso in campo per la prima volta in questa partita Ronaldo Cabarcas. Musumeci prova a girarsi, il tentativo respinto da Pasculli in fallo laterale. Dentro con la maglia numero 80 un ex Vitulano Dragstore, vale a dire Mattia Raguso. Anni importantissimi per lui qui, anni di crescita, di vittorie soprattutto. E adesso arriva il tentativo di Musumeci a portiere battuto, ha fallito incredibilmente l'1-1. Che si è mangiato Musumeci, incredibile. Ha avuto il tempo anche di stoppare il pallone, non c'era più Pasculli. È vero sì che era un po' decentrato, però davvero che erroraccio da parte di Gaetano Musumeci. Adesso lascia il posto a Ronaldo e si distende la L84 con la puntata di Fortini, recuperata da Dovara. Lancio in avanti a cercare André Ferreira, fa velo Pasculli che recupera il pallone. Lancio con le mani in avanti per Rocha. Un controllo, oserei dire, perfetto da parte di Vinicius Núñez Rocha. E non è il primo, ne abbiamo visti già un paio davvero di controlli d'alta scuola. Fortini. Rocha. Prova a lasciare sul posto Lucio. Palla in fallo laterale. Fuori André Ferreira. Dentro Belloni con la maglia numero 20. Eccolo toccare il primo pallone della sua gara. Pezzin apre verso Ronaldo, controlla a seguire, si allunga il pallone, Pasculli anticipa il venezuelano. Buona l'idea, peccato per quella sbavatura nel controllo. Rocha con una finezza all'indietro per Fortini, apertura per Raguso. Fortini, ancora Raguso, in avanti per Rocha, difficile smuoverlo, fisico possente. Tuli prova a servire Fortini, c'è stato un intercetto momentaneo da parte di Pezzin, palla in fallo laterale. Tuli, Rocha all'indietro per Pasculli, abbandona l'area di rigore per servire poi Tuli, arriva la pressione di Pezzin. Raguso cerca centralmente Rocha, ma c'è una deviazione, allora ne guadagna un possesso Belloni. Cerca in banda opposta, in diagonale, credo Ronaldo, ma che però era posizionato nella zona centrale della tre quarti campo avversaria, quindi pallone che si perde in fallo laterale. Manfredonia che ha il miglior attacco del campionato con 28 gol assieme a Ecositi, Genzano e Roma, ma la penultima difesa con 32 reti, 33 con quella subita da Braga in avvio di gara. Peggio ha fatto solo il Cosenza con 41 reti subite, Cosenza che però occupa l'ultima posizione in classifica con un solo punto. Seguiamo questo calcio d'angolo, palla verso Raguso, intercettata da Lucio. Il possesso rimane in favore dei piemontesi. Raguso ci abbatte il pallone, recupera Dovara, lancia in avanti verso Pezzin. Troppo lungo il tentativo, chiede una deviazione avversaria che non c'è. Fuori Fortini, dentro Giosico per la L84 che riparte proprio dal suo capitano. Tuli si scontra con l'avversario, la palla è ancora per Vinicius Rocha. Raguso centralmente alla puntata, palla che esce di poco al lato.
Eccolo tornare in campo Braga. Ronaldo si lamenta con Ciccarelli per una presunta trattenuta di Raguso. Si gira Braga, poi scivola nel tentativo di gestire il pallone. Polemizza anche lui, questa volta con Bottini di Roma. Dovara. Gelve, pressione alta di Schiocchet. Ronaldo si aggancia con Raguso, tutto regolare. L'arbitro fischia con un po' di ritardo. Calcio di punizione, palla per Belloni. Belloni sbaglia il controllo a tu per tu col portiere. Ma non è finita, Ronaldo. Tunnel a Braga, ancora Ronaldo, uscita ottima di Pasculli, può ripartire in contropiede la L84, Schiocchet per Raguso, Raguso, risponde presente Dovara. Segniamo anche sui nostri taccuini il secondo fallo L84 di questo primo tempo commesso da Raguso ai danni di Ronaldo. Schiocchet, Braga. Schiocchet la puntata deviata in fallo laterale da Gelve. Rotazione continua da parte di Ceppi. Tenere alto il ritmo qui al Palascaloria contro la L84. Si riparte con una rimessa laterale in favore dei padroni di casa, la batte André Ferreira. Dovara in profondità verso Musumeci. Avete sentito il vuoto del pubblico, come di meraviglia questo pallone che sembrava poter essere agganciato da Musumeci, che invece lo ha visto scendere e terminare a fondo campo. Rescia con l'esterno in avanti per Braga. Fallo di André Ferreira ai danni di Giosico. Calcio di punizione alle 84 e Bottini va a parlare con André Ferreira. Un ammonimento verbale ai danni del 16 pugliese. Giosico. Maxi Rescia. Argentino, talento smisurato il suo. Schiocchet in avanti verso Braga, anticipato da Gelve, ma il possesso è sempre in favore degli ospiti. Rescia, Schiocchet, intercetta il pallone Barbieri, è partito Barbieri e la palla fuori di pochissimo. Fa tutto bene Dion Barbieri, poi nel tentativo di anticipare Pasculli in uscita non riesce ad essere preciso per poter impattare il parziale qui al Palascaloria, che vede sempre avanti l'L84 1-0. Per il momento decide la rete di Braga dopo 1 minuto e 20. Gelve anticipa proprio Braga, riparte, poi prova un improbabile tentativo poco dopo il centrocampo. Nessun problema per Pasculli che ha già servito Rescia. Schiocchet, Braga. Attenzione a non far prendere posizione a Braga, altrimenti diventa difficile rubare il pallone. Arriva il raddoppio, forse ostruzione da parte di Braga. Gli arbitri lasciano proseguire, la mia stessa sensazione credo l'abbia avuta Ceppi. E adesso sulla banda opposta c'è il fallo di Barbieri ai danni di Giosico. E quindi conto delle infrazioni che viene pareggiato. 2 pari. Rescia. Schiocchet, Giosico, ancora per Murilo Schiocchet. Braga apre il gambone ma non riesce a gestire il pallone. Sbaglia tutto Gelve, Schiocchet. Per fortuna del Manfredonia c'è Dovara. Una sbavatura che poteva costare caro davvero al Vitulano Drugstore Manfredonia. André Ferreira, Gelve in avanti verso Musumeci, squadra che a mio modesto avviso ha subito psicologicamente questo gol dello 0-1.
squadra a cui sembra mancare un po' la cattiveria in questo primo quarto di gara, perché la volontà c'è. Qualche controllo tecnicamente errato, fallo di Braga ai danni di Gelve, che commette quindi la terza infrazione per i torinesi. Braga ha mandato anche a quel paese l'arbitro, ha rischiato anche un cartellino. Barbieri, finta su Yoshiko, poi arriva Braga con l'esterno, chiude ogni tentativo. Dicevamo gare del nono turno che ieri hanno visto 3 anticipi, con la vittoria della Roma, pardon, del Petrarca 5-4 sul campo della Roma, poi la vittoria dei campioni d'Italia per 2-1 con la meta che si è imposta sull'Eco City Genzano, e poi il 3-0 del Napoli Futsal ai danni del Sandro Abate. Braga si scontra con Gelve, attenzione, attenzione. C'è stata una reazione girandosi con la testa da parte di Gelve. Vediamo cosa decidono i direttori di gara. Gelve mima una reazione scomposta, come per dire mi sono girato. C'è un gran parapiglia in campo. Gelve va a chiedere scusa a Braga. Cartellino giallo per Darius Gelve. Fortini dice all'arbitro: ma che decisione hai preso? Ovviamente in casa Elio 84 si aspettavano il cartellino rosso. Adesso per proteste arriva il giallo anche per Braga. Momento di enorme nervosismo in campo da una parte e dall'altra, con Ciccarelli e Bottini, arbitri della gara, che hanno il loro bel da fare. Mentre André Ferrera è pronto a battere il calcio d'angolo. Palla in mezzo, anticipato Musumeci, arriva Lucio che svirgola completamente il pallone. Yoshiko riparte per la L84, pallone rimpalla sul corpo di Musumeci, ma rimane lì tra i piedi del 10. Rescia con l'esterno, cerca in avanti Rocia. Lucio rischia di regalare un calcio d'angolo, poi alleggerisce verso Musumeci, capisce tutto Yoshiko. Si vanno ad accostare i due, poi Yoshiko batte la rimessa. Rescia, animi che si sono scaldati dopo lo scontro Braga-Gelve. Musumeci ancora chiuso da Yoshiko dopo la pressione di Rocia. Sempre André Ferreira la battuta. Barbieri mette giù il pallone, chiuso da Yoshiko. Lucio allora, ancora Barbieri, si propone André Ferreira, servito tra le linee, ancora scarico per Barbieri. Musumeci, Musumeci contratto in maniera efficace da Rescia, che poi esulta. Stava per calciare a rete in zona di schietto rigore Musumeci, determinante lo stop di Maxi Rescia. Sbaglia il controllo Murgo. Dovara in profondità, troppo in profondità, così come troppe sono le sbavature dal punto di vista tecnico da parte del Vitulano Dragstore. Fortini tiene a distanza con il braccio Murgo, poi è costretto a rifugiarsi in fallo laterale. Lucio, chiuso da Fortini, il possesso è per la L84. Rescia, Tuli, ancora Rescia di prima intenzione in avanti per Rocia.
fa salire i suoi. Rescia poi non si intende con Tuli, errore dell'argentino in maglia numero 5. Quindi pericolo che si spegne per il Vitulano Dragstore, anche se la pressione della L84, l'uscita pressing avversaria è altissima. Alza questo pallone Murgo, non si intendono Pezzin e Ronaldo. L84 che riparte da Giuliano Fortini. Rescia centra in pieno Pezzin, palla e carambola dalle parti di Pasculli. Ancora Maxi Rescia. Tuli si scontra con Ronaldo. Ancora Rescia, cerca Tuli. La pressione alta del Manfredonia questa volta funziona. Ovviamente bisogna dosare l'energia, una partita lunghissima. Lucio per Dovara. Altro errore nel lancio con i piedi. Plaude lo stesso all'iniziativa del suo estremo difensore Ceppi, mentre c'è il time out chiamato dalla panchina della L84. Squadre che ritornano in campo, le polemiche sono state prolungate anche in occasione del tempo tecnico, con alcuni dirigenti che si sono avvicinati agli arbitri, ovviamente rispediti subito al loro posto. Pezzin, la battuta dalla rimessa, palla per Dovara. Cerca Ronaldo, questa volta lo trova ma viene anticipato da Rescia. E quindi calcio d'angolo in favore del Vitulano Dragstore. Ronaldo alla battuta, palla in mezzo, ancora Ronaldo, palla per Pezzin, bravo Pasculli, allontana Rescia. Occasione sui piedi di Riccardo Pezzin, vicinissimo all'1-1 il Manfredonia. Ronaldo, le prese con Raguso, si gira Ronaldo, piroetta, ancora Ronaldo, palla a fondo campo. Nel momento in cui doveva arrivare l'imbucata, Ronaldo si è allungato il pallone. Fortini, Tuli, Raguso, di prima intenzione davanti verso Rocia. Pallone troppo potente, troppo profondo, in parole povere impossibile da raggiungere per Rocia. Manfredonia che riparte con Dovara che ha già servito Ronaldo. Siamo nella tre quarti campo avversaria, bella palla per Pezzin, bravo in uscita bassa Pasculli, fino ad ora perfetto l'estremo difensore in maglia numero 19. Tuli danza col pallone, poi serve Raguso, palla per Fortini, ancora Tuli. Fortini in avanti per Rocia, sbaglia il primo controllo della partita, lo brucia Lucio, Lucio chiuso da Fortini. Sembra un Manfredonia diverso dopo il time out. Pezzin prova l'incursione da banda a sinistra, poi la deviazione di Raguso. Nuovo fallo laterale in favore degli ospiti, con Pezzin che dialoga con Lucio, capire quale schema attuare. Murgo, pallone alto.
Adesso del programma di giornata prevede anche i match tra Active Network e Fortitudo Promezza già in corso, mentre seguiamo questa azione tra Lucio e Rocia. E arriva il giallo per Lucio, aveva abbracciato Rocia e quindi altro cartellino giallo, il terzo della partita, così come 3 sono i falli commessi da entrambe le squadre. Dicevamo Active Network Fortitudo Pomezia, Piro Sigero Cosenza di Ital Service Pesaro, Fel di Eboli Benevento e Came Treviso Sporting Sala Consilina sono le altre partite che si stanno giocando, oltre a quella che vi stiamo raccontando, o meglio che si giocheranno nell'arco di questo sabato con orari diversi. E seguiamo questo calcio di punizione, ci sono Fortini e Raguso sul punto di battuta, fischio dell'arbitro. Parte Raguso, Fortini e la palla termina in gol. Beffato Dovara, il 2-0 delle L84. (14 minuti, 1 secondo). Raddoppia la squadra ospite con Fortini che beffa tutto e tutti. Addirittura oltre a Dovara c'era un compagno sul palo, la palla è passata nell'unico posto dove poteva andarsi ad infilare e quindi 0-2 e quinta rete stagionale di Fortini. Raguso recupera il pallone su Pezzin, Fortini serve centralmente Tuli. C'è spazio per Raguso, palla in mezzo, con il piede all'allontana Dovara. Ancora Raguso, di controbalzo, pallone direttamente in fallo laterale. Sbandata del Manfredonia, che per poco non subiva anche la terza marcatura. Questo è un gol pesante nuovamente perché aveva cominciato a prendere le misure il Manfredonia all'avversario, adesso invece puntuale arriva questo gol anche in una maniera un po' particolare, un po' insolita. Ronaldo mette giù il pallone, si gira Ronaldo, ancora Ronaldo, palla respinta dal piattone di Pasculli. Attenzione che Ronaldo si accascia, attenzione, attenzione, problema per Ronaldo Cabarcas. Si è immediatamente rialzato. Un crampo nel primo tempo sembra una cosa insolita. Fatto sta che il venezuelano rimane in campo. Palla in mezzo, incredibile Pezzin, non riesce alla deviazione in porta. Altro incredibile errore sotto porta da parte del Manfredonia. Lucio. Ronaldo prova a girarsi, ancora Ronaldo, allontana il pericolo a Raguso. Allora Belloni prova a ripartire per il Vitulano Drugstore. Pezzin, fallo in attacco di Ronaldo su Raguso. I due non se le mandano a dire. Quarto fallo Manfredonia. Adesso si chiariscono i due. Iosico centra in pieno Belloni, non in una zona comoda. Va a sincerarsi delle sue condizioni anche Iosico, sorridendo, cercando anche di sdrammatizzare un po' la situazione. Gioco che riprende con Belloni che restituisce il possesso agli avversari che ripartono da Schiocchette. Iosico, bella palla per Schiocchette, bravissimo Gelvia in anticipo. Ronaldo si decentra sulla sinistra, difende il possesso con il corpo.
Arriva Belloni, Ronaldo si gira, sterzata, dimentica il pallone, lo recupera, ancora Ronaldo, raddoppiato, Ronaldo ancora tra due avversari, Ronaldo e poi Raguso in fallo laterale e chiede il supporto del pubblico Ronaldo Cabarcas. Pezzin per Gelve, tentativo respinto da Schiocchetti. Altro tentativo, Belloni e la palla fuori. Torna in campo Barbieri in luogo di Ronaldo Cabarcas. Iosico difende il pallone dalla pressione di Belloni. Intercetta Barbieri, ancora Iosico, protegge il pallone con il corpo. Poi Raguso cerca in avanti Schiocchetti. Viene fischiato quinto fallo su un presunto colpo di mano da parte di Pezzin. Esaurimento del bonus per il Manfredonia, che adesso quindi ha poco meno di 4 minuti da gestire in pressione completamente diversa rispetto a qualche istante fa. Gelve, Schiocchetti, rimane qualche dubbio su sulla volontarietà di questo tocco di mano da parte di Pezzin. Praticamente era addosso al portatore di palla. E arriva il time out chiamato da mister Ceppi. Si ritorna in campo per questo finale di primo tempo da vivere tutto d'un fiato, visto che i due time out sono stati esauriti. Si riparte dallo 0-2 a firma Braga e Fortini, che stanno decidendo in favore delle L84 questo match sino ad ora qui al Pala Scalore di Manfredonia. Ricordiamo, nona giornata del campionato di Serie A, ma il Manfredonia le occasioni le ha avute. E che occasioni! Musumeci con l'esterno per Barbieri, spara addosso Pasculli. Proteste del pubblico per un presunto fallo di Iosico ai danni di Barbieri. Gli arbitri lasciano proseguire, proteste che continuano. Barbieri alla battuta della rimessa laterale per Gelve, carica il tentativo e poi c'è la respinta anche fortunosa questa volta da parte di Pasculli. Barbieri, Gelve in avanti verso Musumeci, buono il controllo, ha tenuto in campo un pallone non semplice. Ancora Musumeci, ferma il gioco, si guarda attorno, Belloni fra le linee cerca e trova Musumeci, chiuso da 3 avversari. Bella la giocata per Barbieri, problema di superare Murilo Schiocchetti. Barbieri, avversario non semplice, distinto Pasculli. Ancora Barbieri, tunnel a Tuli, ancora Musumeci, azione prolungata dei padroni di casa. Gelve, Barbieri, ancora Musumeci, fronteggiato da Rescia. Tiene in campo un pallone non semplice, lo scucchiaia per Dion Barbieri. Prova a fare tutto da solo, poi viene spinto da Iosico al limite della regolarità, guadagnando una rimessa laterale quest'ultimo.
Dentro Rocia con Paniccia che prova ad allungare la sua squadra con l'ingresso del numero 70, Iosico. Ancora per Rocia. Si gira d'improvviso, respinta a mano aperta da parte di Dovara e poi il neo entrato Siqueira cade in area di rigore, tutto regolare secondo i direttori di gara. Iosico. Ancora Siqueira, Cespica sul pallone, poi centralmente sbaglia tutto, allora arriva Lucio centralmente, Barbieri. Carica il destro, respinto da Rescia, ancora Dio Barbieri. Musumeci, Lucio per Barbieri, ancora verso Lucio, da terra, bravissimo Rescia, innesca Rocia. Ultimo minuto iniziato da 5 secondi. Iosico, si accentra il capitano, arriva la pressione di Belloni che deve evitare il sesto fallo, sombrero di Rocia a Musumeci. Apertura per Rescia che spara altissimo da posizione favorevole. Dovara verso Musumeci, controlla con l'esterno, arriva la pressione di Lucas Siqueira. Barbieri deve superare Siqueira che si aggancia a Barbieri, fallo del numero 8 della L84, quarta infrazione per gli ospiti che vale poco considerando ormai che manca davvero una manciata di secondi alla fine del primo tempo. Rescia, Siqueira in avanti per Rocia, non riesce a controllare il pallone. Ancora 15 secondi di speranza quantomeno per accorciare il passivo in casa Vitulano Dragstore. Sbaglia André Ferreira, sale di gran carriera Rescia, attenzione che è un 3 contro 2, Tuli all'indietro per Siqueira, anticipato, anzi no, non è anticipato da Barbieri, il pallone è stato calciato da Siqueira. Dovara in profondità verso Musumeci che deve affrettare i tempi, arriva Lucio e la palla sul palo, incredibile, incredibile. Sulla sirena arriva il palo del possibile 2-1 Vitulano Dragstore, un primo tempo giocato non benissimo ma anche poco fortunato il roster di David Ceppi. Fatto sta che la L84 va a riposo avanti 0-2, ci sarà ancora da divertirsi per il secondo tempo di questa partita. A più tardi.
nuovamente collegati con il Pala Scaloria di Manfredonia per seguire insieme il secondo tempo di Vitulano Dragstore Manfredonia L84 Torino. Si riparte dallo 0-2 maturato nei primi 20 minuti effettivi di gioco grazie ai gol di Braga dopo 1 minuto e 20 e Fortini al 14esimo e 0-1 sugli sviluppi di un calcio di punizione. Gara che nella prima parte di primo tempo ha visto una netta supremazia da parte dei piemontesi, poi pian pianino è uscita la distanza il Manfredonia pur rischiando tanto. Fatto sta che poi forse nel momento migliore del Manfredonia è arrivato il gol del 2-0 di Fortini. Partita che sicuramente porta gli uomini di David Ceppi a dover andare oltre le proprie potenzialità per recuperare contro una squadra di assoluto valore, lo ripetiamo, una squadra che ha un roster di primissimo ordine e che oggi sta giocando una grande gara pur con le assenze di Coco Wellington, Cuzzolino e Pedro Mendes. Mentre ricordiamo che il Vitulano Dragstore deve fare a meno di Mauro Canal, assente per un problema di natura fisica. L'augurio è di rivederlo abile e arruolabile senza alcun tipo di problema per il 20 di dicembre, quando si ritornerà in campo con la Serie A. In quel weekend, quello prenatalizio, giocherà la 10ª giornata con il Manfredonia di Scena Benevento e la L84 che ospiterà l'Active Network. Pressione di Lucio su Rocia, recupera il pallone Musumeci, arriva come un lampo Tuli, palla in fallo laterale e allora ne approfittiamo per vedere i quintetti iniziali di questa ripresa. Pasculli, Rescia, Fortini, Rocia e Tuli per la L84, Dovara, André Ferreira, Murgo, Lucio e Musumeci per il Vitulano Dragstore. Ancora Murgo, pallone che arriva sulle tribune del Pala Scaloria. André Ferreira cerca e trova Musumeci, il problema di girarsi, arriva Murgo, pallone non scaricato benissimo da Musumeci. Tra l'altro il direttore di gara ha dato la rimessa alla L84. Terna arbitrale formata da Ugo Ciccarelli di Napoli, Angelo Bottini di Roma 1 e il crono Antonio Dan Campanella di Venosa. Tuli per Fortini, Rescia, Pasculli. Ottimo il primo tempo da parte di Marco Pasculli, mentre bravissimo adesso Murgo ad anticipare Tuli su assist di Rocia. Ancora Rocia, si coordina, poi arriva la deviazione di Lucio, si passa da rimessa laterale a calcio d'angolo. Sempre Tuli a battere. Rocia si coordina, pallone che rimbalza sul parquet, poi bloccato in maniera sicura da Dovara che ha già provato a servire Musumeci, ma il pallone termina tra le braccia del collega Pasculli. Fortini riparte per la L84, arriva Tuli sul cambio. Rocia, pressione di Musumeci, per poco non gli ruba il pallone. Scivola Lucio, ne approfitta Tuli, palla per Rocia, Rocia, suolata e poi credo con il volto respinge Dovara. Sforbiciata di Rescia, pallone a fondo campo, nessun problema per l'estremo difensore in maglia numero 23 che si è letteralmente immolato qualche istante fa, evitando la terza marcatura. Luci in avanti per André Ferreira, bella la giocata di Musumeci che ha il suo da fare sulla pressione Tuli Fortini, tutto regolare, riparte proprio Giuliano Fortini, palla per Rescia, incespica sul pallone, arriva Fortini, buona la chiusura di Musumeci,
Torna all'indietro la L84 cercando di mettere ordine alle proprie giocate. Roccia lo aspetta Lucio. Triangolazione con Rescia che non va a buon fine perché Rescia ha dato il pallone in profondità, Roccia gli veniva incontro. Arrivano i primi cambi dentro Braga e Schiocchet al posto di Roccia e Tuli. Arriva Murgo, c'è la deviazione di Fortini, sarà calcio d'angolo per il Manfredonia che torna a farsi vedere in zona d'attacco all'alba del terzo minuto di gioco della ripresa. Barbieri e Gelve i primi cambi. Arriva Murgo, respinta a mano aperta di Pasculli. Andrea Ferreira nuovamente per Murgo, ci riprova e ancora Pasculli risponde presente. Doppio tentativo, doppia respinta. La sfida tra Murgo e Pasculli, ha avuto la meglio quest'ultimo. Si ripete la sfida tra Braga e Gelve. Scarico di Braga per Iosico, lo aspetta Barbieri, si accentra il capitano, il tentativo, palla che esce davvero di un soffio. Si sono già agganciati i due a palla lontana, stati protagonisti di un siparietto nel corso del primo tempo, dove entrambi hanno ricevuto il cartellino giallo. Musumici lotta con Rescia, scarica per Barbieri, c'è Schiocchet che gli ruba il tempo e fa carambolare la sfera sui piedi di Dion Barbieri. Raguso, ex di giornata Mattia Raguso. Pasculli in profondità, bravo Gervi a anticipare l'avversario, arriva di gran carriera Iosico, si coordina male, pallone alto. Dentro Pezzin e Ronaldo, fuori Andrea Ferreira e Musumeci, eccolo Ronaldo. Pallone deviato da Murilo Schiocchet che indica a Raguso di prendere in consegna Ronaldo Cabarcas. Arriva Pezzin, ancora Ronaldo, cade Ronaldo, tutto regolare, contropiede dell'84, Murilo chiede ai suoi di salire, ancora palla per Braga, Murilo Schiocchet. Barbieri chiude bene in fallo laterale. Iosico, Braga, ancora per Schiocchet, si distende sulla sua sinistra un bravissimo Dovara. Grande intervento da parte del portiere pugliese, palla che sembrava destinata all'incrocio dei pali. Battuta del calcio d'angolo di Iosico, non trova deviazioni e quindi si riprenderà con una rimessa laterale in favore dei padroni di casa. Se ne incarica Dario Gelve, Dovara alza la testa e poi consegna il pallone al collega Pasculli, altro lancio, Gelve anticipa Braga, ancora Raguso, apre sulla sinistra per Iosico, ancora Braga, fisico imponente da parte di Braga che ha quasi sempre la meglio nello scontro con gli avversari. Raguso, Schiocchet, ancora triangolazione con Iosico, intercetta il pallone Barbieri, lo difende dalla pressione, arriva il raddoppio di Iosico e poi Schiocchet devia la sfera in fallo laterale. Sempre 0-2, con calma, con pazienza prova a recuperare strada in questo parziale il Vitulano Dragstore Manfredonia. Pezzin recupera una palla vagante, prova a servire Barbieri, pallone intercettato momentaneamente da Murilo Schiocchet. Gioco già ripreso, Barbieri per Pezzin, ancora Dion Barbieri, alza la testa Ronaldo,
subito, immediatamente coperto da Raguso. Pezzin di prima intenzione verso Ronaldo, il rimpallo lo favorisce, Ronaldo, sterzata Ronaldo e poi bravissimo Josico. C'è un calcio di punizione che Bottini in posizione favorevole non fischia, Ciccarelli di spalle lo vede. Dissento questa interpretazione in questa situazione. Fatto sta che arriva il primo fallo della ripresa, mentre Ronaldo ruba il pallone a Raguso. Ancora Ronaldo, l'imbucata, Murillo anticipa Pezzin, ma ancora Gelve per Ronaldo, arpiona il pallone, lo tiene in vita al limite dell'area di rigore, prova a girarsi Ronaldo, palla respinta da Pasculli, poi Braga apre la lettone, si difende dalla pressione di Pezzin, ancora Braga e la palla a fondo campo. Pezzin, Gelve in avanti verso Ronaldo, anticipato da Raguso. Bella sfida nella sfida tra Mattia Raguso e Ronaldo Cabarcas. Barbieri, lo aspetta Murillo Schiocchet. Tra le linee Barbieri si incune da una banda all'altra, ancora Barbieri chiuso da Fortini. E allora Rocha serve Murillo e parte dalla destra per poi servire Fortini, diagonale rimpallato da Pezzin, ancora Murillo Schiocchet. Raguso di tacco cerca Rocha, trova la rimessa laterale in favore degli avversari. Barbieri per Musumeci, arriva Barbieri, lo scarico non è perfetto, un gioco semplice per la panchina, per la difesa piemontese gestire questa copertura. Pezzin alza ancora questo pallone verso Musumeci che si aggancia con Siqueira. Il fallo è del 22 biancoceleste, calcio di punizione L84, seconda infrazione per i garganici. Dà indicazioni Paniccia alla posizione che deve occupare Siqueira. Fallo piuttosto netto di Musumeci su Rescia. Arriva in netto ritardo, sgambetta in pieno l'avversario e Manfredoni è già salito a 3 infrazioni. Pasculli, Fortini, ancora Rescia, pallone smorzato da Musumeci, controllato da Rocha, ancora una deviazione da parte del 22. Ceppi chiede a Musumeci calma nelle giocate, anche perché bisogna gestire anche la situazione falli. Barbieri anticipa Rescia, ma c'è la copertura di Siqueira sull'uscita bassa di Pasculli. Con le mani sbaglia tutto questa volta l'estremo difensore delle L84. Manfredoni che riparte da Diovan Barbieri, si propone Lucio, palla per il numero 4. Con il tallone intercetta il pallone Rescia, allora Rocha fa una piroetta, perde il pallone nel frattempo. Rocha per Pezzin, c'è spazio per Musumeci, eccolo servito, Musumeci con una mano Pasculli. Pallone non angolatissimo, ma Pasculli c'è. Lucio sulla banda opposta rispetto alla battuta di Barbieri non riesce a gestire nel migliore dei modi questo pallone. Rocha lotta con Barbieri, mismatch importanti, arriva il doppio di Lucio, ancora Rocha, si gira, Rocha, specchio della porta attraversato, palla che termina a fondo campo. Ci sono problemi fisici per Rocha, si tocca la coscia sinistra, forse crampi per lui. C'è bisogno dell'intervento dello staff sanitario.
Rimane in campo Rocha. E gioco che riprende con Lucio che sale palla al piede. Belloni. André Ferreira. Ancora Lucio, cerca Belloni. Palla però non viene controllata da Belloni. E quindi il possesso passa tra i piedi dei giocatori allenati da Alfredo Paniccia. Lucio anticipa Fortini ma non riesce a controllare il pallone. Rocha all'indietro per Siqueira. Pasculli con i piedi. Ancora per Siqueira. Lascia sul posto André Ferreira. Tunnel su Lucio. Cade per terra Siqueira. Dov'era già recuperato il pallone servito Belloni. Pressione dello stesso Siqueira che ha spostato la sua posizione iniziale. Belloni. Prova a superare Siqueira, ci riesce, poi l'imbucata, ma c'è la deviazione determinante di Rescia. E quindi L84 che si rifugia in corner. André Ferreira la battuta, si propone Belloni, eccolo servito. Il rimpallo non lo favorisce, allontana il pericolo Fortini. L84 che la vigilia di questo match aveva il secondo attacco del campionato con 27 reti e l'11ª difesa con 27 reti subite. Squadra che ricordiamo ha avuto qualche problemino sino a una settimana fa. Con un punto in 4 partite. Adesso però si è ripresa, arriva André Ferreira, finta sull'avversario, ancora André, prova l'imbucata, chiede un calcio di rigore per un presunto tocco di mano di Siqueira. Gli arbitri però non sono dello stesso avviso del numero 16 e quindi rimessa laterale in favore del Vitulano Dragstore. Belloni. Anticipato da Iosico, gioco pericoloso del capitano della L84, calcio di punizione indiretto e quindi non cumulativo. Comunque un'occasione per il Manfredonia al limite dell'area di rigore. André sul punto di battuta, c'è Gelve potenzialmente pronto a scaricare il pallone verso la porta di Pasculli. Aspetta il fischio dell'arbitro, Tuli deve rispettare la distanza, arriva Bottini a dare indicazioni. Proteste da parte dell'arbitro che vorrebbe un cartellino giallo per Tuli. Ammonito invece l'assistente di mister Ceppi. Vediamo se adesso si batte. Arriva Gelve. Respinto il tentativo di Darius Gelve. Belloni. Fermato da Braga. Si agganciano i due. Fallo di Belloni. Calcio di punizione ed ammonizioni anche per Belloni. La situazione si fa sempre più complicata per il Manfredonia. Quarto fallo Vitulano Dragstore. Ci sono ancora quasi 10 minuti da giocare. Una squadra che deve recuperare 2 gol, questo è sicuramente un fattore negativissimo.
mentre adesso in tentativo di chiusura Musumeci mette il pallone in calcio d'angolo. Tuli alla battuta. Quattro secondi trascorsi dal tentativo di Tuli e quindi il possesso passa tra i piedi dei giocatori di David Ceppi, che cammina nervosamente nella zona di competenza. Tentativo vano di capire quale possa essere la chiave giusta per rientrare in partita. 2 gol da rimontare, ma contro una squadra di coefficiente qualitativo altissimo. Andre Ferreira, Gelve, uscita pressing fermata da Tuli. Allora si cerca Ronaldo avanti, spinto quel tantino da Rescia a metterlo fuori tempo. Braga aspetta l'arrivo dei compagni, cerca Iosico che chiede il pallone, era a me o a Rescia, fatto sta che il pallone termina in fallo laterale. Ronaldo mette giù il pallone di petto, lo difende dalla pressione di Tuli. Gelve, Belloni tra le linee, Andre Ferreira, lo scarico per Ronaldo che deve superare Rescia. Ancora Ronaldo, si coordina malissimo, il pallone termina fuori, chiede scusa al compagno Ronaldo Cabarcas. Pascolli con le mani verso Braga, arriva Tuli in supporto, ma si va dalla banda opposta per Rescia. Ancora Tuli, squadra anche dal punto di vista fisico piuttosto importante. Rescia, respinto a mano aperta di Dovara, allontana il pericolo Belloni. Dicevamo una squadra fisicamente forte, con un'altezza media davvero importante, la L84, e lo si nota poi quando ci si va a confrontare con l'avversario. Finta di Gelve, Murgo cerca Andre Ferreira, capisce tutto Iosico, attenzione con 3 contro 2, Tuli, ancora Tuli, chiuso, poi Rescia con il piede, bravissimo Dovara. Torna in campo Murilo Schiacchè, alla battuta ci va come sempre Tuli, palla in mezzo, non arriva la deviazione di Schiocchet, c'è la deviazione di Murgo invece. Iosico si coordina benissimo, pallone centrato in pieno dal compagno Murilo, e quindi diventa un difensore aggiunto del Manfredonia, evitando guai maggiori. Vitulano Dragstore che riparte da Darius Gelve, seguito da Braga, palla verso Ronaldo, anticipato da Rescia. Allora riparte Murilo Schiocchet, palla per Tuli, deviazione di Gelve, ennesimo calcio d'angolo in favore dei neroverdi. Palla in mezzo, Dovara allontana, Iosico si coordina, pallone termina alcuni metri al lato della porta di Daniele Dovara. Murgo, tocco con il braccio di Tuli, calcio di punizione per il Manfredonia. Barbieri cerca Ronaldo centralmente, ma c'era solo Rescia. Murgo si incunea da banda a destra, poi serve centralmente Barbieri. Gelve alza la testa, ancora Barbieri. Murgo, Barbieri
Ancora Murgo per Ronaldo, si gira Ronaldo, sterzata, ancora Ronaldo, da terra Rescia, colpisce Ronaldo, calcio di punizione per il Manfredonia. Secondo fallo commesso dai piemontesi. Proteste da parte dei pugliesi che chiedevano un cartellino giallo ai danni di Rescia. Barbieri sul punto di battuta. Confabula con Michele Murgo sul da farsi. Vive il fischio dell'arbitro. Parte Murgo, respinto, ancora Murgo, pallone altissimo. Fuori Tuli, dentro Rocia, fuori Gelve, dentro Lucio. Ormai le coppie sono consolidate. Ronaldo. All'indietro per Michele Murgo. Ancora verso Ronaldo, al limite dell'area di rigore, il problema di girarsi Ronaldo, prova l'imbucata, c'è la deviazione di Rescia, sarà calcio d'angolo in favore del Vitulano Dragstore Manfredonia. Lucio si coordina, ma il pallone viene svirgolato, palla che termina addirittura in fallo laterale. Iosico prova a servire Murillo, Schiocchet, ma la palla non viene controllata e quindi rimessa già battuta da Murgo. Barbieri lascia sul posto Rocia, bella la palla per Ronaldo, ancora Murgo, cerca Ronaldo, lo trova, mette giù il pallone il venezuelano. Barbieri, ancora il pallone respinto da Schiocchet. Rimane in proiezione offensiva il Manfredonia, alla ricerca del primo gol di giornata. Barbieri con il petto si porta il pallone avanti, ma non c'è più spazio per gestire questo pallone. Si va tutto d'un fiato, manca meno di 6 minuti alla fine del match. Non sono ancora stati chiamati time out né da una parte né dall'altra. Adesso calcio d'angolo in favore degli ospiti, se ne incarica Fortini. Roccia, Murillo Schiocchet, tiro a giro, pallone alto però. Dovara chiama lo schema, lancia in avanti per Musumeci, controlla con il petto, pallone poi sporcato da Mattia Raguso, che si prende l'applauso da parte dei compagni in panchina. Rocia anticipa Lucio, Rocia! Bolide di Rocia, palla che però termina fuori. Murgo cerca Musumeci, anticipato ancora una volta da Raguso. Deve provare ad avere più pazienza il Manfredonia. Cerca immediatamente Musumeci in avanti o Ronaldo quando è in campo per cercare di accorciare tempi e metri. Non sempre vale. Dovara nuovamente verso Musumeci, anticipato da Raguso in fallo laterale. Pezzin recupera il pallone. Raguso. Pallone per Murgo, perde palla in favore di Fortini. Attenzione, 2 contro 1. Fortini, puntata di Fortini, palla fuori. Altro pallone sanguinoso perso da Michele Murgo.
Pezzin, Murgo, Lucio cerca in avanti Musumeci, abbracciato da Raguso. Calcio di punizione in favore del Manfredonia. Terzo fallo dei piemontesi e c'è Barbieri in campo, quinto di movimento. È stato praticamente un mini time out da parte di Ceppi, che ha rimescolato le carte, e vediamo adesso con il power play che accade qui al Palascaloria. Lucio, Andre Ferreira, Barbieri, ancora per Andre Ferreira, Barbieri, scambio prolungato tra i due. Lucio tra le linee, Lucio! La palla deviata in calcio d'angolo da Tuli. Ronaldo la battuta. All'indietro per Andre Ferreira che controlla il pallone. Lucio. Barbieri. La pressione di Braga su Andre Ferreira. Iosico anticipa Ronaldo. Tuli, non c'è portiere. Bravo Ronaldo a recuperare dopo lo stop di Andre Ferreira. Trattenuta di Tuli su Ronaldo. Tutto regolare secondo i direttori di gara. Ferma il gioco l'arbitro per andare ad ammonire Ronaldo. Ammonizione per proteste nei confronti di Ronaldo Cabarcas. Quarto ammonito nelle fila del Manfredonia. Dopo Lucio, Gelve e Belloni. Va a chiedere spiegazioni Ceppi. Barbieri. Andre Ferreira. Lucio. Si va dalle parti di Barbieri. Ronaldo. Lucio non riesce a tenere in campo il pallone e la palla è già terminata in fallo di fondo campo, perché Rescia ha cercato di beffare i pugliesi con la porta sguarnita. Dovara ha già recuperato la sua posizione, ha servito Ronaldo, vediamo se ci sarà il cambio. Ronaldo la gioca questa azione, chiuso da Rescia, ancora da terra, forse una mezza ostruzione da parte di Rescia. Gli arbitri hanno lasciato proseguire, è tornato Barbieri in campo. Andre Ferreira. Agganciato Ronaldo al limite dell'area. Attenzione adesso che diventa determinante qualsiasi tocco. Ronaldo per Andre Ferreira. L'ultimo tocco è il suo, perché il rimpallo su Tuli non lo favorisce. Fortini per Pasculli, con la punta verso Dovara che ha già brancato il pallone. Serve il più vicino Lucio, ma la pressione è alta da parte dei neroverdi. Cercano di impedire che possa entrare in campo Barbieri. Quinto di movimento. Lucio ruba a Rocio un pallone davvero determinante. Ancora Lucio, prova a superare Iosico, non ci riesce. Recupera palla la L84 e tra i pali c'è Barbieri. Attenzione, uscita pressing con Fortini che sale palla al piede. Fortini centralmente. Fortini! Sfiora il tris Fortini e arriva il time out da parte della panchina pugliese.
Si ritorna in campo dopo il time out chiamato da David Ceppi. Sono sempre da recuperare 2 gol per il Vitulano Drugstore Manfredonia, che da 2 minuti e mezzo sta provando la via del quinto di movimento per cercare quantomeno di accorciare il passivo di 2 gol. Lucio, Andre Ferreira, Barbieri, ancora Andre Ferreira, scambia con Gelve, 2 minuti alla fine. Musumeci prova a servire Lucio, la palla termina a fondo campo. E allora Pasculli con le mani in profondità verso Tuli. Palla all'indietro in direzione Iosico, la palla però termina fuori. Gelve, Barbieri, scambia con Andre Ferreira, ancora Barbieri centralmente, ma c'è l'opposizione efficace di Fortini. Ancora Barbieri, scambia con Andre Ferreira, Gelve, Andre Ferreira, tempo scorre. Andre Ferreira, Lucio, l'imbucata verso Gelve, c'è Iosico che aveva deviato il pallone, corner battuto, altra deviazione determinante, con un arbitro però che era volato come per una ripartenza. Bah, vabbè. Barbieri, Musumeci, ancora Barbieri, scambia con Musumeci, Lucio, siamo entrati nell'ultimo minuto, palla in mezzo, attenzione, incredibile, ancora una volta Musumeci non riesce su assist di Andre Ferreira. Fortini calcia da terra Gelve, tutto regolare, gli arbitri lasciano proseguire, ancora Fortini per Iosico, chiude la partita la L84 con il gol di Iosico per il 3-0. (19 minuti e 30). Ormai speranze sono vane in casa pugliese. Barbieri, Andre Ferreira, Gelve prova a superare Rescia, palla a fondo campo, rimane Barbieri in porta. Pasculli serve Rocia, recupera il pallone Musumeci, ancora Musumeci centra in pieno Fortini, prestazione ottima da parte di Fortini. Barbieri, pallone respinto da Fortini, manco a dirlo, arriva il suono della sirena al Palace Caloria. Il quintetto della L84 si impone per 3-0 sul Vitulano Drugstore Manfredonia. È tutto qui dal Palace Caloria, un grazie per averci seguito e un buon proseguimento.